Buongiorno a tutti e benvenuti a questa seconda puntata del seminario con il professor Massimo Recalcati, che ci accompagnerà anche oggi in un percorso in cui cercheremo di capire che cosa sono le nuove melanconie. Ieri abbiamo di fatto già avuto modo di ascoltare il professore che è partito indicando di fatto quelli che saranno i due fuochi semantici di tutta l'argomentazione che ci accompagnerà in questi giorni, che sono da un lato il paradigma securitario, di cui verosimilmente ci occuperemo tra oggi pomeriggio e domani, e poi invece le cosiddette neomelanconie. Tuttavia, per parlare di quello che sono le neomelanconie, il professore ha ritenuto necessario cercare di andare a comprendere anche storicamente che cosa effettivamente è invece la melanconia, anche a partire soprattutto dal testo principale che ha preso come riferimento, che è Lutto e melanconia, un testo del 1915 di Freud. Attraverso questo testo ha cercato di spiegare di fatto come la melanconia sia una sorta di stato psichico che sopraggiunge nel momento in cui il soggetto ritrova una sorta di impossibilità nei confronti della separazione da qualcosa che invece lo ha condizionato e lo ha investito, diciamo, libidicamente e anche narcisisticamente prima appunto della perdita. La melanconia quindi è legata al lutto. Ma spiegava il professore, ci sono tre modi effettivamente per rapportarsi all'esperienza del lutto che, volenti o nolenti, è un'esperienza che comunque caratterizza e condiziona le vite di ciascuno di noi. Questi tre modi appunto sono da un lato il modo della melanconia, da un altro quello della mania, che invece è l'idea della negazione del lutto, e infine il terzo modo, quello decisamente più positivo, è quello del lavoro del lutto, che quindi permette una trasformazione di questa perdita in qualcosa di nuovo. Poi ci siamo comunque insomma anche abbiamo approfondito quali sono i sintomi della melanconia, i sintomi classici. Abbiamo parlato quindi di senso di colpa, di autodenigrazione e abbiamo concluso poi anche con il senso di indegnità, quindi di non essere degni. E su questo lascerei la parola al professore, ringraziandovi. Bene, buongiorno a tutti. Grazie, buongiorno a tutti. Dunque, immagino che tra voi ci siano molte persone che sono state presenti nella lezione di ieri e che alcune si siano aggiunte. Dunque questo rende un po' faticoso riprendere il filo. Già abbiamo ascoltato adesso una breve sintesi. Allora, io prima di riagganciarmi al problema che si è affacciato nel primo nostro incontro, cioè quali sono le risposte soggettive che è possibile dare all'esperienza traumatica del lutto come esperienza della perdita, cioè di una perdita che si configura come irreversibile, di una perdita che si configura, come dice Roland Barthes in un bellissimo testo dedicato alla propria madre scomparsa, di una perdita che si configura come definitiva. Ciò che caratterizza il trauma della perdita è che questa perdita appare come irreversibile, quindi definitiva. È evidente che la definitività è evidente nell'esperienza della morte, dove appunto tra il regno dei vivi e il regno dei morti non ci sono contatti, potremmo dire, sono due regni differenti. Chi scompare nella morte non può più essere incontrato, non posso più toccarla, sentirla, averla vicino a me, parlarle. Una mia giovane paziente tiene nel suo cellulare il numero di telefono del suo papà amato morto e continua a mandare messaggi.
ma questi messaggi evidentemente non arrivano a destinazione, perché tra il regno dei morti e il regno dei vivi non ci sono contatti, sono due regni differenti, diciamo. Non è un caso che l'essere umano è, oltre a quello che, diciamo, Aristotele aveva classicamente definito, no? Un animale sociale, certamente, ma è anche l'unico animale che prega. L'essere umano è un animale che prega. Il fatto che la preghiera sia comparsa da subito, diciamo così, nella forma umana della vita, indica lo sforzo dell'umano a entrare in contatto col regno dei morti. E dunque a rendere accessibile ciò che è invece strutturalmente inaccessibile, la possibilità cioè che la vita possa entrare in contatto con chi non è più in vita. Non solo la preghiera innanzitutto, no? Ma pensate a quanto gli esseri umani abbiano coltivato pratiche, anche le più strambe, no? Spiritistiche, per intercettare le voci dei morti, apparecchi addirittura, no? Meccanismi finalizzati a intercettare la presenza tra noi dei morti e le loro voci. Da sempre l'essere umano ha cercato di stabilire un contatto, non solo con le forme di vita extraterrestri, si potrebbe dire, no? Ma anche con le forme di vita cadute nella morte. In questo senso noi saremmo tutti degli animali che pregano, cioè che provano a entrare in contatto con chi non è più qui, con chi non è più qui. E in effetti, permettetemi di fare una premessa, poi entro nel vivo di quello che voglio dirvi oggi, che riguarderà soprattutto il lavoro del lutto, cioè qualcosa che non abbiamo ancora decifrato, insomma, ma solo annunciato nella prima lezione. Se io dovessi riassumere in una domanda, la domanda che ha guidato appunto la mia ricerca teorica, intellettuale in questi 30 anni, devo dire che formulerei questa domanda così: di che cosa è fatto un uomo? Cioè di che cosa è fatto un essere umano? Di che cosa siamo fatti? Questa è una domanda che ha caratterizzato la mia iniziale ricerca nella filosofia e poi soprattutto il mio lavoro di psicoanalista. Di che cosa siamo fatti? A questa domanda, per chi conosce un po' il mio lavoro, ho dato nel corso degli anni due risposte, e la prima è che noi siamo fatti, questa è una risposta che viene direttamente dal Magistero di Lacan, noi siamo fatti di parole, ma siamo fatti non tanto delle parole che pronunciamo, non tanto delle nostre parole, ma siamo fatti delle parole degli altri. Cioè dei marchi, direbbe Lacan, dei marchi, dei timbri, delle signature, direbbe Lacan sempre, che sono scaturite dall'impatto della nostra vita con le parole degli altri. Lacan, per definire il rapporto tra il soggetto e la parola che proviene dall'altro, pensiamo soprattutto alle parole dei genitori, innanzitutto, no? Ma non solo le parole dei genitori, ma le parole provengono da quello che Lacan scrive come A maiuscolo, cioè il luogo dell'altro, no? L'impatto con queste parole Lacan lo ha una volta descritto come l'impatto di una superficie con dei proiettili. Le parole assomigliano, dice Lacan, le parole che non sono le parole che il soggetto pronuncia, ma le parole che provengono dall'altro e toccano il soggetto, assomigliano dei proiettili. Proiettili che dunque, prosegue Lacan, crivellano la superficie del soggetto. Quindi la superficie del soggetto, la superficie che noi siamo, è una superficie crivellata, fatta di tanti buchi, provocati dalle parole dell'altro. Perché la parola buca? Perché un'offesa, per esempio,
un'attribuzione, un insulto, ma anche una parola di gioia, una parola che trasmette riconoscimento. Noi siamo costituiti da queste parole, da questi marchi, no? Nel racconto che i pazienti fanno della loro vita all'analista, molto spesso noi ritroviamo la presenza di parole che si sono costituite come dei traumi, parole traumatiche che hanno forato, diciamo così, in modo indelebile la superficie del soggetto. Qui bisognerebbe essere più raffinati dal punto di vista filosofico, quindi mi permetterete la didatticità di questo esempio, perché non possiamo dire che prima il soggetto è una superficie e su questa superficie intervengono i proiettili delle parole, evidentemente, perché sarebbe una rappresentazione empiristica piuttosto discutibile, ma dobbiamo pensare la superficie e il proiettile in una sincronia. Cioè il proiettile costituisce la superficie e viceversa non c'è proiettile senza superficie. Lacan usa non a caso il riferimento alla topologia e al nastro di Möbius in particolare per mostrare come l'interno e l'esterno costituiscono un continuum, no? Quindi non c'è prima il soggetto che è una superficie che è, direbbe Cartesio, cera, e sulla cera accadono, no, le impronte delle parole. Le impronte delle parole ci producono come soggetti e noi siamo al tempo stesso crivellati dalle parole che ci producono. E dunque noi siamo fatti di questo. Ciascuno di noi porta con sé i marchi traumatici delle parole dell'altro. Stavo dicendo che in un'analisi vediamo molto bene queste parole, no? Sei un minorato. Penso a un mio paziente, questa parola di essere minorato, come questa parola ha scavato, diciamo, la soggettività di questo paziente. O sei il mio gioiello, essere un gioiello, anche questa è una parola che ha caratterizzato la vita di un altro soggetto. Lacan dice che queste parole sono delle lettere e la lettera è un significante che non rinvia a nessun altro significante, ma che identifica il soggetto come quel soggetto singolare. Quindi la lettera è ciò che fa presa sul soggetto e lo costituisce nella sua singolarità. Noi siamo fatti di parole, siamo fatti delle parole dell'altro. Noi siamo, uso sempre un'altra immagine di Lacan, questo è paradossale, noi siamo dei poemi scritti dall'altro. E lo sforzo di soggettivazione è uno sforzo di poesia, cioè diventare la poesia del poema che siamo stati per l'altro. Quindi prima siamo scritti, poi scriviamo. Prima siamo parlati, poi parliamo. Prima siamo un poema, poi possiamo essere poeti. Per chi ha presente molto del mio lavoro ritroverà tutti questi temi che poi sono confluiti nel mio testo su Sartre che ho avuto modo di presentare qui a Udine e che è stato ricordato da Luca Taddio ieri. Seconda risposta, di che cosa siamo fatti? La seconda risposta è che noi siamo fatti di incontri. Noi siamo fatti degli incontri che abbiamo fatto. O più precisamente noi siamo ciò che facciamo degli incontri che ci hanno fatto. Noi siamo la possibilità di fare qualcosa degli incontri che abbiamo fatto. Quali incontri abbiamo fatto? L'incontro col desiderio dei nostri genitori innanzitutto, l'incontro con un maestro, l'incontro con un primo amore. Noi siamo fatti di questi incontri. Non decidiamo l'incontro, perché l'incontro appartiene, diciamo, al campo della pura contingenza. Noi non possiamo decidere gli incontri che facciamo, ma noi possiamo ogni volta essere responsabili di quello che facciamo dell'incontro che abbiamo fatto. È la definizione che Sartre dà della libertà umana come petit décalage
cioè come quel piccolo scarto, quel piccolo movimento che consiste nel fare qualcosa di quello che è stato fatto di noi. Cioè noi non possiamo farci da sé, nella Torah questo è il peccato più grande dell'umano, è la follia dell'umano, pensare che noi possiamo farci da noi stessi. Noi siamo sempre fatti dall'altro, ma la libertà irriducibile della soggettività consiste nella possibilità di fare qualcosa di quello che l'altro ha fatto di noi. Petit décalage significa proprio questa rappresentazione indebolita, direbbe Rovatti, indebolita della libertà. La libertà che non è creazione ex nihilo, ma è appunto un movimento, una piegatura, un movimento di torsione di una eterodeterminazione da cui noi scaturiamo. Questa seconda risposta, se uno legge un libro come L'ora di lezione, per esempio, trova un esempio di che cosa significa un incontro, di come questo incontro genera una risonanza nel soggetto e di come questo incontro costituisce la singolarità del soggetto, no? La terza risposta che sto dando oggi a questa domanda, dunque noi siamo fatti delle parole dell'altro che si sono costituite come marchi traumatici, noi siamo fatti degli incontri che abbiamo fatto, più precisamente della possibilità che abbiamo avuto di fare qualcosa degli incontri che abbiamo fatto. Terza risposta, noi siamo fatti dei nostri innumerevoli morti, cioè delle nostre innumerevoli perdite. Questo significa che i morti, i nostri morti, le nostre perdite lasciano delle tracce, lasciano dei resti. La perdita non è una semplice scomparsa, una dissoluzione dell'oggetto, ma l'oggetto perduto lascia delle tracce, dei resti. Quindi da questo punto di vista ogni oggetto perduto, non solo i nostri morti, cioè noi siamo fatti delle nostre innumerevoli perdite. Ieri abbiamo citato questa formula di Freud che abbiamo lungamente commentato, quando Freud dice il soggetto è citandolo, una serie di continue separazioni, no? Abbiamo citato il trauma della nascita, il taglio del cordone ombelicale, lo svezzamento, l'educazione sfinteriale, l'adolescenza come rottura dell'infanzia, l'uscita da casa, eccetera, eccetera. Cioè noi siamo fatti di continui tagli, di continue perdite. Ieri, con più precisione, la domanda è stata: ma ogni perdita che si rivela fondamentale per noi, quindi ogni perdita che si rivela traumatica, comporta un lutto. E il lutto l'abbiamo descritto come la reazione emotiva all'esperienza della perdita. E l'abbiamo definita e abbiamo detto che se il lutto è, riprendo lo schema di ieri, se abbiamo detto che il lutto è l'esperienza, ieri l'ho scritto più grande per dare proprio l'idea, cioè l'esperienza di un cratere, cioè di un doppio vuoto che si apre nel mondo e nel soggetto, secondo una sovrapposizione, abbiamo visto ieri, dei due vuoti che si sovrappongono. Manca nel mondo l'oggetto perduto, quindi il mondo ha cambiato il suo volto, è irriconoscibile, appare da familiare divenuto estraneo, è la dimensione perturbante che accompagna sempre l'esperienza del lutto. Se il lutto è questo grande vuoto che si apre nel mondo e in me, ci sono, abbiamo visto, tre esperienze, tre esiti di questa reazione, diciamo. Il primo esito su cui ci siamo soffermati è la melanconia. Il secondo esito di questo vuoto è la mania, di cui parliamo fra poco. E il terzo esito è il lavoro del lutto, che è veramente la cosa che ci interessa di più, cioè come è possibile che la reazione emotiva del lutto diventi un lavoro.
Arbeit era la parola, no? Che Freud usa, che viene per certi versi dalla fenomenologia dello spirito, cioè l'idea che il lavoro è ciò che costituisce una forma nuova, diciamo, no? Rende possibile la costituzione di una forma nuova. Fatemi dire ancora qualcosa sulla melanconia, che ieri abbiamo descritto come una cristallizzazione, una cronicizzazione del lutto. Il soggetto melanconico resta fissato all'oggetto perduto. Questa fissazione all'oggetto perduto è un'identificazione inconscia, abbiamo detto ieri, identificazione inconscia all'oggetto perduto. L'oggetto perduto è perduto, ma è ancora lì. In che modo è lì? È lì nella forma dell'assenza. Dunque l'assenza è una forma radicale della presenza dell'oggetto. Ho citato un mio paziente che dice, di fronte alla fine di un amore, sono ingombrato dalla perdita. Cosa vuol dire essere ingombrati dalla perdita? Non fa altro che pensare a lei, ma lei non c'è più. Ma questo non esserci più è il suo modo di esserci sempre. Non è più qui, ma proprio perché non è più qui, è sempre qui. L'assenza si configura come forma radicale della presenza. L'assenza diventa forma radicale della presenza. E questo paralizza la vita, rende impossibile la vita, perché il soggetto è assorbito nell'oggetto perduto. Citiamo un esempio, ieri ho fatto diversi esempi clinici, citiamo un esempio di costume, se posso dire così, di storia anche, no? La regina Vittoria, che perde il suo amato principe Alberto, la regina d'Inghilterra. Sappiamo, diciamo, dai cronisti, dagli storici, che da quel momento in poi la regina si vestirà sempre di nero. Abbiamo ricordato ieri che il nero è il colore del lutto perché è il colore in cui i colori del mondo si spengono, no? È l'assenza di luce. Ma non solo la regina deciderà di vestirsi sempre di nero, ma darà in consegna ai suoi servitori ogni mattina di mettere sul suo letto i vestiti del principe, che però non c'è più e che però continua a esserci. Questo è un esempio di paralisi melanconica del lutto. La melanconia è una paralisi del lutto. Quindi potremmo dire che è una impossibilità del lutto di diventare un lavoro. Per questo Freud, in modo veramente illuminante, no? Dice che la melanconia è un lavoro che ostacola il lavoro del lutto. La melanconia, dunque potremmo dire più precisamente, precisando le parole di Freud, è un controlavoro che rende impossibile il lavoro del lutto. Questa idea della melanconia come controlavoro significa che nel melanconico non viene accettata l'idea della perdita, è respinta, rifiutata l'idea della perdita, è rigettata l'idea della perdita. Ecco perché la melanconia è lo scacco del lavoro del lutto, cioè il lutto diventa cronico, e genera quello che giustamente Silvia ha ricordato, il postulato delirante fondamentale della melanconia, che è il postulato di indegnità. Cioè il soggetto melanconico si sente indegno di vivere. Abbiamo ieri descritto, citando la Torah, questo schema. Ci sono le due definizioni che la Bibbia dà dell'essere umano. La prima è l'essere umano è immagine e somiglianza di Dio, cioè è, diciamo, ha un valore narcisistico. La seconda, l'essere umano è polvere. Nella melanconia la polvere viene in primo piano e demolisce l'immagine.
Il soggetto melanconico perde l'immagine di sé, perde la dimensione narcisistica della propria immagine, diventa uno scarto, un rifiuto, un rigetto, uno sputo, uno straccio, polvere. Questa è l'esperienza drammatica della melanconia, sentirsi polvere, sentirsi un rifiuto, uno scarto. Lacan descrive in un passaggio importante il soggetto melanconico come identificato all'oggetto scarto. L'oggetto scarto coincide con l'esistenza. Sono tutti termini che abbiamo visto ieri. L'esistenza è la polvere, perché noi siamo fatti di polvere. Siamo polvere, in fondo. Solo che nella vita noi abbiamo un'immagine che ricopre la polvere. Quando io mi guardo allo specchio non vedo la polvere, vedo la mia immagine. Savonarola diceva, no, quando incontrava qualcuno, ricordati che devi morire. Cioè ricordava l'essere polvere che noi siamo. Ma quando noi viviamo, tendenzialmente, non ci accorgiamo della polvere che siamo. Guardiamo la nostra immagine allo specchio, la mettiamo a posto più o meno, cioè nascondiamo la polvere. Nascondiamo il verme, diciamo così, della morte che ciascuno di noi porta con sé. È una condizione per vivere, la rimozione della morte. Se noi fossimo sempre polvere, e questa è la verità del soggetto melanconico, che ci ricorda siamo polvere, come Savonarola a suo modo, no? Che siamo degli stracci, che cominciamo a morire con il nostro primo respiro. Questa è la lezione terribile della melanconia. Ma per vivere noi dobbiamo rimuovere l'esistenza, nascondere l'esistenza. Ieri citavo Sartre, La nausea, che per chi conosce questo romanzo filosofico è proprio, mette in luce tra gli altri temi questa rimozione collettiva dell'esistenza, cioè della polvere dell'esistenza, della muffa dell'esistenza. Per poter vivere noi dobbiamo dimenticarci che siamo destinati a morire. Questa dimenticanza è un oblio collettivo, è una rimozione collettiva. La rimozione dell'esistenza consente la vita e consente, attenzione che adesso introduco un nuovo binomio molto importante, soprattutto nell'insegnamento di Lacan, cioè consente la costituzione del quadro della realtà. Senza questa rimozione dell'esistenza, cioè senza questa rimozione dell'esistenza che chiamiamo reale, non si costituisce il quadro della realtà. Quindi distinguiamo la realtà dal reale. Nel nostro modo di parlare, di dire, ma anche nella filosofia molto spesso, quindi in un linguaggio consapevole di sé, realtà e reale si equivalgono. Si dice realtà per dire reale, si dice reale per dire realtà, ci intendiamo. Nella storia della filosofia il problema della realtà è stato un problema decisivo, diciamo. È ciò che costituisce quel capitolo del linguaggio filosofico che chiamiamo gnoseologia, cioè teoria della conoscenza. I filosofi si sono interrogati sullo statuto della realtà. La realtà coincide con la mia percezione della realtà, la realtà si dissolve nella mia idea o nella mia percezione della realtà, prospettiva immaterialista, prospettiva idealista, o la realtà di questo bicchiere rivendica una esteriorità, una irriducibilità dalla soggettività che la percepisce. Visto che ci sono studenti di filosofia del quinto anno del liceo, sapete
come questo tema ha prodotto una biforcazione tra idealismo e materialismo, per essere molto rapido. Idealismo significa la realtà esterna non ha una solidità propria, ma dipende dalla percezione o dalla interpretazione soggettiva. Questo idealismo conosce tante versioni, l'ultima è quella nicciana, secondo la quale i fatti non esistono e esistono solo le interpretazioni, ma questa versione dell'idealismo capovolge completamente l'idealismo stesso. Diventa troppo complicato interrogare questo punto. Il materialismo, di cui abbiamo avuto diverse rappresentazioni, la realtà è indipendente dalla soggettività. Il bicchiere non è nella mia testa. Il bicchiere non è riducibile alla mia rappresentazione soggettiva del bicchiere. Questa prospettiva realista o materialista arriva fino ai giorni nostri, diciamo. Nella filosofia contemporanea c'è un dibattito sul neorealismo, appunto, no? Cioè questa idea per cui la cosa è indipendente dal soggetto. Mi seguite, no? Questo è un po' un riassunto di un grande capitolo della storia della filosofia. Cosa fa la psicanalisi? Scombina questo dibattito. Non si interessa tanto se la realtà è prodotto della soggettività di chi la interpreta o la percepisce, o se la realtà ha uno statuto autonomo. Introduce, questo ci interessa per capire la melanconia, il concetto di reale. E che cosa sarebbe il reale? Allora, intanto, la realtà è un quadro. Il quadro della realtà ha come caratteristica la costanza, la stabilità, la continuità. Un esempio di quadro della realtà siamo noi adesso, quest'aula. Quello che sta accadendo adesso appartiene alla dimensione della realtà. Questo è un quadro. C'è una cattedra, ci sono persone che ascoltano, uno che parla. Il quadro dell'aula è il quadro della realtà. Perché dico che la realtà deve avere l'attributo della costanza, della permanenza, della stabilità? Perché nessuno di noi, credo, in questo momento, pensa che può accadere qualcosa che disfi la struttura del quadro. Cioè che, per esempio, queste travi possano cedere. O che da un punto di quest'aula si accenda un fuoco e questo fuoco ci costringa ad uscire tutti nell'angoscia. Nessuno fa questo pensiero, no? Adesso non vorrei provocare crisi di panico in nessuno, diciamo, ma nessuno farebbe questo pensiero perché noi siamo addormentati. Direbbe Lacan, il quadro della realtà addormenta il soggetto. Noi siamo tutti addormentati nella realtà. Perché siamo addormentati nella realtà? Perché diamo la realtà per scontata. Se volete, la fenomenologia di Husserl e poi tutta la sua tradizione parte da questo presupposto. Bisogna risvegliarci. L'epoché husserliana è un'esperienza di risveglio. Ricordo quando da ragazzo studiavo Husserl, una sua frase, la filosofia trasforma l'ovvio in un problema. Andavamo sui muri dell'università scrivendo questa frase. Trasformare l'ovvio in un problema. Ora, nei nostri termini, cos'è l'ovvio? L'ovvio è la realtà. La realtà è ovvia. Quest'aula è ovvia. E noi siamo, ripeto, nel sonno, presi nel sonno della realtà. La realtà è una anestesia del reale. La realtà è un velo che copre il reale. In questo senso noi siamo addormentati. Non vediamo il reale. Quando incontriamo il reale? E che cos'è il reale?
lo incontriamo negli incubi. L'incubo per Freud è la via di accesso più diretta al reale. Perché cosa accade in un incubo? Secondo la teoria di Freud, accade che noi ci avviciniamo troppo, come accade per Van Gogh con la luce nell'esempio che ho fatto ieri, ci avviciniamo troppo al nucleo osceno, scabroso, indigeribile, non addomesticabile del nostro desiderio inconscio. Siamo troppo vicini a vedere, a toccare il reale e ci svegliamo per continuare a dormire, per continuare a credere nella realtà. L'incubo ci porta vicino al reale, ma noi per proteggerci, dice Freud, da questo incontro ci svegliamo. Quando siamo dentro un incubo tremendo, mentre noi siamo nell'incubo, spesso pensiamo: adesso mi devo svegliare. Perché non mi sveglio? Cerchiamo di uscire dall'incubo. Ma il risveglio è tornare a dormire, tornare a credere alla realtà, dimenticare il reale. Allora, il reale è l'incontro del soggetto con ciò che interrompe il sonno della realtà. È uno stoss, direbbe Heidegger, un urto, l'incontro con qualcosa che sveglia, con qualcosa che fa vacillare il quadro della realtà. L'esperienza del panico, per esempio, è un'esperienza del reale perché rende la realtà instabile, invivibile. Luogo di angoscia. Potremmo dire che il reale è la faccia dell'esistenza che la realtà ricopre. Quando noi facciamo esperienza del reale, nell'incubo, abbiamo detto, ma non solo, facciamo esperienza del reale ogni volta che il quadro della realtà si perturba, cioè si destabilizza. Nel bene, potremmo dire, per usare un linguaggio un po' morale, nel bene e nel male. Nel male, quando per esempio c'è un attacco di panico, quando per esempio c'è un'allucinazione, quando per esempio ci troviamo appunto come un mio paziente schizofrenico che quando va al cinema e vede per esempio degli animali feroci deve scappare dalla sala perché si sente in pericolo, fa esperienza del reale, l'allucinazione, il delirio, l'attacco di panico, l'angoscia, la depersonalizzazione. Abbiamo tutta una carrellata di sintomi che indicano che il quadro della realtà vacilla. La nausea di Sartre, il quadro della realtà vacilla e emerge il fondo del mare, dice Sartre, emerge il mostro, emerge l'orrore del reale, cioè la polvere che noi siamo. Nella melanconia il reale emerge disfacendo il quadro della realtà nella forma della polvere, cioè nella forma della pura esistenza. Sono uno scarto, sono uno straccio, sono uno sputo, non sono niente, non valgo niente. Sono tutti enunciati melanconici che rompono il quadro della realtà. Devo dire anche nel bene, non solo nel male. Quando nel bene accade che il quadro della realtà vacilla, quando ci innamoriamo, l'incontro d'amore è un incontro che rompe il quadro della realtà. Dormivo e adesso mi sveglio, perché ti ho incontrata. E l'incontro ha modificato per sempre la legge ordinaria della realtà e del mondo. Cioè viene al mondo un altro modo del mondo. Questa esperienza del ricominciamento che accade nell'incontro amoroso è un'esperienza straordinaria, fuori dall'ordine della realtà.
Ma l'incontro con un'opera d'arte può generare lo stesso effetto di apertura, di visione di un altro reale al di là della realtà, di un reale al di là o al di sotto della realtà. Se ci pensate, tutta la grande arte parte da questo principio di decostruzione della realtà e di emergenza del reale. Faccio solo un esempio, ieri citavo Pollock, certamente il gesto di Pollock di portare la tela a terra è questa emergenza del reale. L'arte non è più rappresentazione della realtà, ma si rivela essa stessa come un oggetto reale. Ma tra tutti gli esempi che potrei fare per mostrarvi bene questo algoritmo applicato a un capitolo fondamentale della storia dell'arte contemporanea è il taglio di Fontana. Quando Fontana taglia la tela, mostra la differenza tra la realtà e il reale. La realtà è il quadro. La bidimensionalità del quadro e lo statuto rappresentativo dell'opera, e con questa incisione della superficie Fontana mostra che c'è qualcosa che sconfina dalla struttura kantiana dello spazio e che mostra che lo spazio ha una profondità, ha una materialità, ha uno spessore, che il quadro non è più rappresentazione della profondità attraverso la prospettiva o il chiaroscuro, ma che esiste un reale al di là della rappresentazione, che questo taglio mette in rilievo. Allora diciamo, questi sono esempi di incontro col reale che aprono la vita, no? Nella melanconia il taglio della realtà produce l'emergenza del reale putrido della polvere, del reale putrido della morte. Sono già morto, diceva un mio paziente che ho ricordato ieri, no? La mia vita è già vita di un morto, cioè il reale putrido, informe, scabroso, orribile della morte. Bene, quindi potremmo dire che nella melanconia il reale squarcia il velo della realtà, ma solo nella forma dell'emergenza dell'esistenza come priva di senso. Ieri abbiamo messo in rapporto la melanconia e la paranoia dicendo che l'una è il contrario dell'altro, no? Per il paranoico tutto ha senso, per la melanconia niente ha senso. Bene, ok. Questa è una lunga premessa che è ricapitolazione e aggiunta di quello che abbiamo fatto ieri. Allora, al lato estremo della melanconia abbiamo la mania. Freud fa una notazione clinica nel testo e dice: la cronicizzazione melanconica del lavoro del lutto può evolversi in mania. Quindi la melanconia può evolversi in mania. Oppure la mania può essere una alternativa alla melanconia. Che cos'è la mania? Dal punto di vista clinico è rigoroso. La mania è la negazione del trauma della perdita. Non è successo niente. Non ho perduto niente. Non sento il dolore. Non piango. Ma accentuo il mio rapporto con la vita attraverso una bizzarra euforia, bizzarra iperattività che contrasta con il trauma della perdita. Non mi vesto di nero, ma mi comporto come se nulla fosse accaduto. Da questo punto di vista la mania è sempre un negazionismo del trauma della perdita.
è una negazione del trauma della perdita. Questa negazione tende ad avvenire per sostituzione. Che cosa vuol dire che la negazione tende ad avvenire come sostituzione? L'oggetto perduto è sostituito con un altro oggetto. Non c'è tempo per il lutto, perché la vita va avanti, come si dice, e dunque al posto del dolore, del cordoglio, della sofferenza del lutto per l'oggetto perduto, si sostituisce l'oggetto con un altro oggetto. Nelle vite amorose degli adolescenti contemporanei si vede molto bene. Quando si interrompe una relazione amorosa, quello che accade di solito è che si sostituisce in tempi rapidissimi l'oggetto perduto con un altro oggetto. Chiodo scaccia chiodo. E quindi non si dedica tempo alla elaborazione della perdita. Potremmo dire che tutto il discorso del capitalista, che oggi domina, diciamo, l'Occidente, è un discorso strutturalmente maniacale, cioè che si fonda sulla offerta illimitata di oggetti che servono a colmare o a anestetizzare o a medicalizzare la ferita dell'esistenza. Questa offerta illimitata di oggetti è un'offerta che maniacalizza la vita. Il discorso del capitalista sponsorizza una rappresentazione iperattiva dell'esistenza, performativa dell'esistenza. Non a caso Marcuse, che è stato un primo grande filosofo, diciamo, della contemporaneità di questo discorso, descriveva questo discorso come subordinato al principio di prestazione. Come dire, il principio di realtà è diventato il principio di prestazione. Il principio di prestazione, quindi il mito del successo individuale, il mito del profitto, eccetera, eccetera, il principio di prestazione istituisce il senso della realtà. Questa è l'operazione del discorso del capitalista, diciamo. Lacan lo descrive come una sedia a rotelle, come se noi fossimo su una sedia a rotelle, su dei binari a tutta velocità. Che strana immagine, no? Una sedia a rotelle a tutta velocità. Cioè, noi siamo infermi, noi siamo mancanti, noi siamo polvere, direi io, no? Ma a tutta velocità. Come se la velocità cancellasse la nostra infermità, la nostra condizione ferita. La maniacalità nega la ferita dell'esistenza, trasformando questa ferita in una iperattività. C'è un iperattivismo, dice Lacan, del discorso del capitalista che lo rende strutturalmente maniacale. Se volete, in un'altra immagine potremmo pensare che il discorso del capitalista è come avere una Ferrari in cui noi schiacciamo l'acceleratore, quindi il motore è... Questo è il discorso del capitalista, no? Una Ferrari in cui schiacciamo tutto l'acceleratore, ma siamo di fronte a un muro. Quindi la Ferrari è ferma, ma è accelerata. E mentre c'è questa accelerazione del motore e la macchina è immobile, come il paradosso lacaniano della sedia a rotelle, no? Qui c'è il motore si fonde. Noi rischiamo di fondere il motore. È quello che Pasolini aveva messo in luce prima di tutti, no? Il consumo consuma il consumatore. Come in questa immagine dell'automobile che si consuma rimanendo immobile. Il consumo consuma il consumatore. Allora, ecco, tutta questa dimensione del discorso del capitalista è una dimensione maniacale che
ritiene che il tempo dedicato al lutto sia un tempo perso. Il tempo dedicato al lutto è un tempo perso, inutile, che il lavoro del lutto è superfluo. Morto un papa, diciamo, se ne fa subito un altro. In questo senso la mania è una difesa dalla melanconia, potremmo dire così. La mania è clinicamente una difesa dalla melanconia, con però il paradosso che la spinta melanconica verso la morte, ieri abbiamo parlato di suicidio melanconico, continua a ispirare l'atteggiamento maniacale. Quindi l'atteggiamento maniacale è solo apparentemente una difesa dalla spinta alla morte che domina la melanconia, perché in realtà essa stessa, la difesa maniacale, è una eccitazione che porta alla morte. Faccio l'esempio di quando un mio paziente melanconico prova a risolvere la melanconia attraverso è un pilota di aereo, non si dovrebbe dire, diciamo, ma di aerei di un altro paese, non è tra noi. Ma io ascolto esterrefatto quando viene da me la sua vita, fa un Milano-Roma, a Roma prende la macchina a tutta velocità, ha un appuntamento con un amante che nelle valli padane, diciamo, va dall'amante, notte di fuoco, sesso, droga, eccetera, poi la mattina dopo si rimbarca per un altro volo, ma nel frattempo, mentre esce stordito da una notte di sesso e droga, si ferma in un posto dove c'è un suo pusher, prende altra droga e pilota l'aereo in queste condizioni. E tutta la vita così, tutta la vita di corsa, tutta la vita, diciamo così, sempre iperattivo, sempre in una condizione di euforia, ma questa euforia è mortale, questo è il punto, questa eccitazione è mortale. Quindi non è del tutto vero che la mania sarebbe una difesa della melanconia, perché la mania eredita dalla melanconia una spinta alla morte che però nella mania, diversamente dalla melanconia, non prende le forme dirette del passaggio all'atto suicidario, ma prende le forme indirette di una eccitazione portata talmente al colmo da ribaltarsi nella distruzione, nella propria autodistruzione. È chiaro che fenomenicamente, se noi osserviamo un melanconico, il suo sguardo è vuoto, è triste, gli occhi sono bassi, la vita manca di vitalità, è spenta, il corpo è trasandato, è uno straccio, è come se vedessimo qualcuno che è sopravvissuto a un incidente. Se guardiamo un maniacale, lo sguardo è vivo, la voce è alta, i passi sono grandi falcate, al ristorante tutti lo sentono quando parla. È una diagnosi questa che possiamo fare, di maniacalità. Cioè la sua voce rimbomba in tutte le sale, anche sui treni si vedono soggetti così, non ha nessun senso dell'altro, nessun rispetto dell'altro, è in una condizione permanentemente euforica. Racconta tutte le sue mirabolanti esperienze, è un esibizionista, non è un semplice narcisista, sta lottando contro la spinta alla morte, sta gonfiando in modo ipertrofico il proprio ego, Freud dice, sta portando il proprio ego alla coincidenza, lo cito, impossibile con l'io ideale, sta portando il proprio io alla coincidenza impossibile con l'io ideale, cioè con un'immagine grandiosa, megalomanica di sé,
ma mentre fa questo distrugge se stesso, in realtà. Gli scatti d'ira, l'impulsività, la violenza a volte, l'esasperazione della prestazione, il rifiuto della frustrazione, il rifiuto della sconfitta, il rifiuto del senso del limite caratterizza proprio la postura maniacale. Quindi abbiamo una sorta di, se posso scrivere uno schema che ho concepito prima che Dazzi lo riprendesse, diciamo, uno schema della maniacalità, che è questo. Qui devo dire una cosa, Lacan dice la polvere attraverso questo oggetto piccolo a, ma questo ci interessa relativamente, diciamo. Però se l'oggetto piccolo a è la nostra nuda esistenza, la nostra nuda vita, diciamo, la dimensione informe dell'esistenza, il circolo della maniacalità è questo. Cioè il soggetto maniacale è il grande ideale, I sta per grande ideale, che poi però ha momenti di caduta, di down, in cui si sente un oggetto scarto e tratta l'essere scarto attraverso la grandiosità del suo ideale, secondo una circolarità che alcuni riducono al tema di una oscillazione bipolare. La bipolarità che caratterizza il passaggio ciclico, alternativo, costante tra grande I, megalomania, eccetera, e caduta nell'oggetto, a piccolo. Ora, è chiaro che il soggetto maniacale, il soggetto melanconico, allora in questo schema è questo. No, vabbè, lasciamo perdere questo qui che diventa... è questo. Cioè il soggetto ridotto all'oggetto. Viceversa, nella maniacalità, come il soggetto si emancipa dall'essere scarto attraverso la grandiosità dell'ideale. Ma, come direbbe Binswanger, che ho citato ieri in Mania e Melanconia, questa grandiosità verticale non ha alcun rapporto con l'orizzontalità dell'esperienza, cito Binswanger. Cioè una verticalità, grandiosità, che non ha rapporto con l'orizzontalità dell'esperienza, cioè tutti i progetti maniacali sono impossibili, sono destinati a fallire. Ecco perché molti di questi sono bancarottieri, persone che intraprendono start-up grandiose e che poi si trovano nella polvere. Ogni volta, no? Immaginano una vita di lusso, ma non hanno alcun rapporto con i loro mezzi reali, per cui abbiamo quella che Binswanger chiama una sproporzione antropologica tra la verticalità del progetto e la capacità di messa a terra orizzontale di questo progetto. E al punto che, dice Binswanger, sempre in una bellissima immagine, questa alterazione della proporzione antropologica tra progettualità verticale e orizzontalità, il maniacale si trova come un alpinista che è salito così in alto, tra l'altro il pilota di prima è un alpinista, che fa delle cose che uno dice, ma... Perché nel maniacale c'è anche una straordinaria resistenza fisica. Fa delle imprese, delle Dolomiti, mi racconta delle cose che se solo io mi immagino al suo posto mi ricoverano dopo un paio d'ore, arrampicate in solitudine, senza nessuna accortezza, sicurezza, prudenza. È veramente esporsi ogni volta al rischio della morte. Binswanger dice il maniacale assomiglia a quell'alpinista che si è in solitaria spinto così in alto che non può più salire e non può più scendere.
Quindi resta prigioniero di una verticalità non dialettica, diciamo, che non è in un rapporto dialettico, per Binswanger, proporzionato con l'orizzontalità. Accade anche nella clinica dell'anoressia, dove il tema della maniacalità ha un suo significato, quando un soggetto anoressico spinge il digiuno, cioè il rifiuto del cibo, il digiuno, troppo in là e non riesce più a mangiare nonostante desideri mangiare. Cioè non riesce più a sottrarsi alla spinta a controllare tutto su cui ha perso il controllo. È come se non riuscisse più a controllare la spinta a controllare. E si trova anch'essa dunque nella posizione dell'alpinista smarrito di Binswanger, cioè non può più scendere. Anche il barone rampante di Calvino pone questo problema, in un altro modo, però anche lui non può più scendere in fondo. Però ha una creatività tale che, diciamo, è un po' diversa dalla fissazione, Verstiegenheit, dice Binswanger, proprio la fissazione, la proporzione antropologica perde dialettica perché si fissa, cioè si sbilancia sulla verticalità. Okay? Questa è la mania fondamentalmente. Ecco, adesso arriviamo al bello, almeno dopo avervi afflitto ieri soprattutto, sul nulla, la morte, la polvere, l'esistenza, tutto questo, vediamo se c'è una chance, no? Vediamo in che cosa consiste questa chance, se c'è. E per Freud è questa trasformazione della reazione dolorosa del lutto in lavoro del lutto. Quindi passiamo da una reazione emotiva ad un lavoro. Il lavoro implica proprio una prassi, in questo senso va preso nel senso hegeliano ma anche marxista nel giovane Marx del termine. Il lavoro come prassi, diciamo, trasformatrice. Il lavoro è un'esperienza da Hegel a Marx, diciamo, da Hegel della fenomenologia al giovane Marx, lo dico per gli studenti di quinta soprattutto, ma insomma non solo, è un'esperienza di trasformazione. Allora, intanto facciamo un piccolo schemino che è molto importante. Il tempo del lavoro del lutto è un tempo di mezzo. Definiamolo così, è un tempo di mezzo, è un tempo tra, perché qua mettiamo la perdita, il trauma della perdita e il lutto. Poi qua sappiamo che andiamo verso la mania e verso la melanconia, ma possiamo andare in un'altra direzione. Cioè possiamo evitare di andare verso la melanconia, verso la mania, andiamo in un'altra direzione, cioè verso la separazione. Il tempo del lutto, il tempo del lavoro del lutto, per dare una definizione, è il tempo che occorre per trasformare la perdita in una separazione. O più precisamente trasformare la perdita in una soggettivazione della separazione. Questo cosa significa? Che la perdita non è la separazione. Cioè quando finisce un amore, per esempio, c'è una distanza che si apre tra i due amanti, la perdita apre una distanza, ma non è detto che la perdita coincida con la separazione. Cioè l'altro non c'è più, ma io rimango incollato all'altro.
Quindi abbiamo una perdita, ma non c'è separazione dall'oggetto perduto, è chiaro? Il lutto indica questa diciamo così, non coincidenza tra la perdita e la separazione. Nel lutto l'oggetto è perduto, ma io non sono separato dall'oggetto perduto. L'oggetto è perduto, ma io dentro di me, giriamo così per usare un'immagine semplice, dentro di me non sono separato, continuo a pensarci. Lei continua a essere con me. La perdita non coincide mai, se non nella mania, potremmo dire, con la separazione. La mania è il tentativo impossibile di far coincidere la perdita con la separazione. Altrimenti per tutti noi la perdita provoca sofferenza, tanto più in quanto noi non siamo separati da chi abbiamo perduto. Quindi c'è un momento, anche nelle separazioni coniugali avviene, no? Oppure la separazione di un genitore con un figlio. Il figlio se n'è andato, ma questa perdita non ha dato luogo a una separazione. Il mio cuore è rimasto con lui, diciamo. Quindi è una perdita senza separazione. Non so se è chiaro il problema. E il problema è come noi riusciamo a trasformare la perdita in una separazione. Questo è il compito del lutto come lavoro. Accade anche quando noi perdiamo una persona cara, diciamo, un defunto. Il momento in cui muore, cioè il momento della perdita, non è mai coincidente con il momento della separazione. La perdita non è separazione, questo è un punto chiave, cioè i tempi sono sfasati, c'è uno sfasamento temporale che è costitutivo dell'esperienza del lutto. Per cui lui è morto, non è più qui, lei è morta, non è più qui, perdita, ma io sono ancora attaccato a lei e a lui che non è più qui. La domanda è: posso separarmi da chi non è più qui? Allora, questo è l'interrogativo, dunque è che cosa succede qua, in questo tempo. Intanto, allora, diciamo che succedono almeno per Freud 4 cose. Il lavoro del lutto implica 4 diversi elementi, diciamo. Poi nel mio ultimo libretto c'è una critica a Freud sull'ultimo elemento, per chi ha letto questo libro, che si intitola La luce delle stelle morte, che è proprio una riflessione sull'esperienza del lutto, che contiene una critica rivolta all'idea freudiana del lavoro del lutto. Però i primi 3 elementi sono presenti in ogni lavoro del lutto. Primo elemento, che lo vedete già raffigurato nello schema: ci vuole tempo. Il tempo è un elemento essenziale nel lavoro del lutto. Freud usa l'espressione nel testo che stiamo, diciamo, idealmente commentando, lasso di tempo. Potremmo dire che ci vuole un supplemento di tempo, il che significa che non esiste lutto rapido. E si potrebbe dire che la mania è il tentativo di rendere rapido il lutto. Ma di fatto, se il lutto diventa un lavoro, ogni lavoro esige tempo. E il lutto come lavoro implica un supplemento, un lasso di tempo. Per cui la perdita non è la separazione, perché ci vuole tempo per trasformare, ecco il lavoro, trasformare la perdita in separazione. Primo elemento. Secondo elemento,
ci vuole il dolore. Così come non esiste lutto rapido, non esiste lutto indolore. Anche qui la mania ci offre l'esempio contrario. Il tentativo maniacale è rendere il lutto indolore, cioè non sentire il dolore della perdita. Questo dolore, il dolore che caratterizza il lavoro del lutto, ha una caratteristica principale, cioè è un dolore psichico. Che cosa vuol dire dolore psichico? È un dolore che non è localizzato nel corpo, ma che investe il soggetto in quanto tale. Investe l'esistenza del soggetto, potremmo dire, no? Quindi non localizzato. Perché è importante questo? Scusate, apro proprio una parentesi clinica molto tecnica, spero di farmi capire. Perché se noi non abbiamo il dolore psichico, un'esperienza di lutto che non comporti dolore psichico comporterà una inevitabile somatizzazione del dolore. Allora, il ragionamento è questo: il dolore psichico non è un dolore del corpo, cioè non è localizzato, ma laddove venisse a mancare il dolore psichico che accompagna il lavoro del lutto, noi avremmo con molta probabilità, l'apparizione di una somatizzazione fisica, cioè il dolore che non è stato psichicamente elaborato genera una lesione somatica. Di diverso genere. C'è stato un piano di ricerca con l'Istituto dei Tumori di Milano, dove nella lettura delle cartelle cliniche dei pazienti era molto frequente notare che all'origine della lesione oncologica ci fosse un trauma psichico inelaborato. Che cosa vuol dire questo? Non vuol dire che i tumori hanno un'origine psicogena, Cioè, io ho molti amici oncologi, mi spiegano che c'è il DNA, che ci sono i virus, che c'è l'alimentazione, che non si stabilisce nessuna causalità lineare, diretta tra il trauma psichico e la lesione oncologica, ma anche a un cieco verrebbe da porsi la domanda, constatando la frequenza di questa ricorrenza, appunto, che esiste quella che noi chiamiamo una incidenza del trauma psichico sulla lesione somatica. Parliamo di incidenza. Non sappiamo quantificare questa incidenza, non sappiamo nemmeno stabilire un nesso di causa-effetto, però clinicamente io stesso ho seguito soggetti con malattie oncologiche e in tutti i soggetti che ho seguito c'è sempre un punto di frattura, di rottura grave che ha preceduto l'insorgenza della lesione oncologica. Ripeto, non bisogna generalizzare, non bisogna soprattutto psicologizzare, cioè pensare che la lesione oncologica sia un fatto psichico, cioè la psicosomatica, come viene tradotta anche diciamo in modo un po' divulgativo da alcuni, è risibile. Ma non possiamo non considerare la ricorrenza di questa incidenza. Dunque bisogna interrogare bene, e tra l'altro un'incidenza che comporta anche che la localizzazione della lesione non sia mai casuale. Cioè ciò che rafforza il pensiero dell'incidenza è il fatto che
la parte del corpo che genera la lesione è in rapporto in qualche modo con il trauma psichico subito. Non so se mi spiego. No, l'organo non è scelto a caso. Allora, questo ci fa pensare che esista nelle cause, diciamo, che generano un fenomeno complesso della lesione oncologica, possiamo anche contemplare l'ipotesi di una incidenza. Perché ho fatto questa parentesi clinica? Per dire che il dolore psichico è necessario. Non c'è lavoro del lutto senza dolore. Il lavoro del lutto non può esercitarsi attraverso l'anestetizzazione del dolore. La mania è una anestetizzazione del dolore. La somatizzazione a sua volta è una anestetizzazione del dolore. Mentre il lavoro psichico è, come direbbe Hegel, proprio l'immersione nel negativo, nella via crucis del negativo. È un travaglio del negativo. Bene, terzo elemento, ancora più fondamentale dei primi due: ogni lavoro del lutto è un lavoro della memoria. Potremmo dire che la mania è senza memoria. Non a caso esiste una delirante storiografia che nega, per esempio, l'esistenza dei campi di sterminio. E la chiamiamo appunto storiografia negazionista, cioè nega l'esistenza dell'orrore, dello sterminio, del campo. In che senso la mania può generare dei veri e propri deliri anche teorici, come questo, no? Il negazionismo. Cioè cancella la memoria, fondamentalmente. Il negazionismo è una cancellazione della memoria. E viceversa il lavoro del lutto implica la memoria. Questo tardo pomeriggio sarò nello studio di Giorgio Celiberti a celebrare la sua opera, che è un'opera, grande maestro udinese, che è la memoria del campo, è la memoria del trauma del campo. Non si può leggere l'opera di Celiberti senza evocare questo tempo del trauma. L'incontro con il campo di Teresin, avvenuto nel 1965, dove la sua opera modifica completamente il suo assetto estetico, a partire da questo incontro. Allora, ma che cosa vuol dire la memoria nel lavoro del lutto? Significa molto semplicemente che il soggetto è attraversato costantemente da immagini che riguardano l'oggetto perduto. È un film, solo che non è il regista. Cioè, lei mi torna in mente com'era, lui mi torna in mente com'era, i suoi fogli sparpagliati sulla cattedra, il suo bastone, le sue camicie a scacchi, il profumo del suo dopobarba. Tutto questo mi arriva da lontano. Non è il soggetto che decide il ricordo, non è il soggetto che ricorda, è la memoria dell'oggetto che si impone sul soggetto. Non posso non pensare a lei o a lui, mi ritornano immagini di lei o di lui. Nel lavoro del lutto noi non dobbiamo respingere queste immagini, ma bisogna osservare le immagini come quando guardiamo un film, diciamo. E il ritorno delle immagini è struggente e doloroso, ma è necessario.
Non c'è lavoro del lutto senza lavoro della memoria. Ripeto, ma il lavoro della memoria non è dettato dall'io, ma è la memoria dell'oggetto che si impone sull'io. È un paradosso che Cormac McCarthy nella Strada, grande romanzo, formula in questi termini, no? Il paradosso, dice, della memoria è che nessuno di noi riesce a ricordare come vorrebbe certi momenti belli della nostra vita, nessuno di noi riesce a ricordarli come vorrebbe e nessuno di noi riesce a dimenticare le cose più penose della nostra vita che si impongono a noi. Qui da una parte noi non possiamo attingere alla memoria per recuperare i tempi più felici, diciamo, gli attimi più felici, ci sfuggono, e dall'altra parte invece le esperienze penose ci rincorrono. Ecco, quindi parliamo di una memoria che incalza il soggetto. Non è il soggetto il regista della memoria, dell'oggetto, ma è come se l'oggetto facesse sentire la sua presenza ritornando attraverso la memoria del soggetto. Ultimo elemento, e l'ultimo elemento è dettato dal fatto che questo è un elemento molto nicciano, diciamo, che Freud inconsapevolmente teorizza, cioè inconsapevolmente di questo debito o di questa affinità, diciamo, è che, attenzione, al colmo di questo lavoro della memoria, portando al colmo questo lavoro della memoria, si produrrebbe un oblio, cioè una dimenticanza. Mi accorgo, cioè, a un certo punto che dopo tutto questo lavoro l'oggetto perduto si è separato da me e che la mia vita acquista leggerezza, gaiezza, che non sono più sotto una pressa. La mia vita torna a vivere. Come torna a vivere? Per effetto di una dimenticanza, cioè di un oblio. È la dimensione che Nietzsche chiama del non storico, appunto dell'oblio, come necessario alla vita. Perché l'eccessiva ruminazione del passato, quella che Nietzsche nella Seconda Inattuale descrive come l'obesità dello storico. L'obesità, no? Immaginiamo gli storici, adesso magari ci sono degli storici tra di noi, ma Nietzsche dà questa immagine nella Seconda Inattuale dello storico come di un obeso, ma nel senso che l'obesità dello storico è le date, i nomi, gli eventi, no? L'immagazzinare tutti questi elementi, la ruminazione sul passato fa dello storico un obeso, e però in questo caso il sapere della storia, cioè il sapere del passato, non è utile alla vita, ma è dannoso alla vita. Quando il sapere storico è utile alla vita, che è una domanda che Nietzsche si pone, no? Sull'utilità e il danno della storia per la vita, si intitola la Seconda Inattuale, quando il sapere del passato serve, diciamo così, a rendere la vita più viva nei suoi progetti, nell'avvenire, non quando si trasforma la vita in un cimitero di ricordi, no? La storia come cimitero dei ricordi mortifica la vita. Quindi il sapere storico deve essere, per certi versi è necessario, ma per certi versi deve essere alla fine, tra virgolette, dimenticato per rendere possibile l'atto, per rendere possibile la vita. E questo è quello che in fondo dice Freud. Il lutto si compie, si arriva alla separazione alla fine di un lungo viaggio, perché la domanda potrebbe essere: ma quanto dura? Quanto tempo? Non sappiamo. Freud consigliava all'analista anche di fare, ogni volta che arriva un paziente, dice: ma quanto durerà la mia analisi?
Freud diceva, rispondete sempre così, dipende dal ritmo del suo passo, no? Che ogni buon freudiano fa ancora oggi. Se un paziente chiede quanto dura, dipende da quanto lei corre. Chiaro che non può durare poco, abbiamo detto, ci vuole il lasso, ci vuole il supplemento. E poi non c'è una durata standard, dura il tempo necessario a ciascun soggetto. Quindi c'è una variabilità del tempo del lutto. Ma quando si compie quando il lavoro della memoria genera quel fattore di oblio che rende possibile il ritorno della vita alla vita. Questa dimenticanza è al secondo grado, perché abbiamo una dimenticanza di primo grado che è quella della mania, che è una dimenticanza senza memoria, abbiamo detto, la mania è una dimenticanza senza memoria, i campi non sono mai esistiti, lei non è mai stata così importante nella mia vita, no? Il meccanismo è lo stesso, c'è un negazionismo, dunque c'è negazione della memoria, dimenticanza per negazione della memoria, e invece nel lavoro del lutto la dimenticanza è un prodotto della memoria, si genera dalla memoria. Ho passato e ripassato il nostro film più volte e adesso è finito. E questo rende la vita gaia, leggera, e la riapre la vita. Nei termini di ieri, dico una cosa più tecnica, ma nei termini di ieri, per chi ha in mente, non posso fare tutto il ripasso, ma per chi ha in mente lo schema freudiano dei vasi comunicanti, cioè lo schema freudiano della teoria libidica dei vasi comunicanti, è come se andandosene l'oggetto porta via tutta la mia libido. Al termine del lavoro del lutto io recupero la libido. Il lavoro del lutto si compie quando la libido che il soggetto andandosene ha trascinato con sé ritorna presso il soggetto. Se avete presente quello schema di ieri, è il vaso del soggetto torna ad essere pieno del liquido libidico che aveva prima versato nell'oggetto. Questa riappropriazione della libido consente alla vita di amare di nuovo, di vivere di nuovo, di lavorare di nuovo, cioè di riaprirsi alla vita. Qual è la critica che è importante, insomma, per me quantomeno, rispetto a questo schema del lavoro del lutto? Intanto, sì, rispetto a questo schema del lavoro del lutto, è che per Freud il lavoro del lutto si compie quando si genera l'oblio, ok? Che tradotto vuol dire quando la libido ritorna presso il soggetto. La critica che secondo me è importante fare a Freud è che non esiste nessun lavoro del lutto compiuto. Noi siamo costantemente immersi in un lavoro del lutto che resta strutturalmente incompiuto, cioè interminabile, e che fa sì che la nostra vita sia fatta dei nostri innumerevoli morti. Ma il fatto che, attenzione, il lavoro del lutto non si compia mai in modo definitivo e che ci sia una interminabilità di questo lavoro non significa che il soggetto sprofondi nell'identificazione melanconica. Il lavoro del lutto mi consente, nel suo movimento continuo, di separarmi dall'oggetto, di raggiungere la separazione, ma la separazione non è mai senza resto. Non è mai senza resto dell'oggetto perduto. Questo tema centrale del resto, centrale nella psicanalisi evidentemente, no? C'è un resto dell'oggetto.
io sono fatto dei resti degli oggetti che ho perduto. Cioè del resto che il lavoro del lutto non riesce a metabolizzare, come se fossero dei calcoli renali, no? Calcoli sono dei piccoli sassi, detriti, che io non riesco a sciogliere mai del tutto e porto con me. L'immagine del calcolo mi è venuta adesso, non è una bella immagine, perché i calcoli fanno anche male, no? Però diciamo l'immagine di una pietra, di un resto che non si lascia digerire, non si lascia metabolizzare, e quindi noi dovremmo rinunciare all'idea, o meglio all'idealismo di Freud, che pensa che possa esistere lavoro del lutto compiuto. Dovremmo fare il lutto del lutto come lavoro compiuto. E quindi assumere il carattere interminabile di questo lavoro. Ma il carattere interminabile di questo lavoro, qui accenno solo a un tema che sviluppo in questo libretto, diciamo, ma che non riguarda gli incontri di oggi, ma voglio solo citarlo. Il carattere interminabile di questo lavoro prende forma nella figura e nell'esperienza della nostalgia. Ma non nella nostalgia come rimpianto, di cui Nietzsche ha fatto ancora una volta una critica, diciamo, radicale, cioè la nostalgia come uno sguardo rivolto al passato che rimpiange ciò che non è più. Non è, con l'età ogni organo non è più lo stesso, l'invecchiamento implica la perdita di quello che siamo stati, no? Innanzitutto nel nostro corpo, nella forza, nel vigore del nostro corpo, ma così come è impossibile recuperare il primo amore, il sapore di menta della sua bocca, è impossibile ritornare a casa da dove siamo nati. Una volta, qualche anno fa, con mia madre abbiamo ripercorso i luoghi friulani della mia infanzia, io e lei, e quando siamo tornati nel paesino Fanna, dove io ho passato, vicino a Magnago, ho passato molte estati, e io immaginavo la vigna di mio zio, una grande vigna, le pesche bianche, il grande cortile di ghiaia bianco. Sono arrivato, il cortile era piccolino, c'erano 2 filari striminziti di vite, c'erano 2 alberi di pesche e il Rugo, il fiume dove giocavamo, o il tagliamento anche, come faceva il bagno con i pneumatici neri delle auto, una pozza. E questo Kant lo dice nell'antropologia, cioè lo dice precisamente: ogni volta che noi proviamo a ritornare nei luoghi dove siamo stati e di cui abbiamo nostalgia, questi luoghi ci appaiono, dice Kant, più piccoli nello spazio, come dire, sembrano altri luoghi, cioè sono irrecuperabili. La nostalgia rimpianto è, diciamo, destinata allo scacco perché non si può mai fare ritorno. Questo è il punto centrale, perché il ritorno è impossibile. Questo è un tema freudiano, quando Freud dice qual è la casa da cui tutti noi veniamo, no? La terra da cui tutti noi veniamo, a cui vorremmo ritornare, il corpo della madre, dice Freud, questo mito del desiderio incestuoso come desiderio fondamentale dell'umano. Ebbene, se il desiderio incestuoso è tornare a casa, tornare nel luogo materno, tornare da dove proveniamo, questo ritorno è chiaramente impossibile.
cioè è un ritorno interdetto. Nessuno può fare ritorno a casa nel corpo della madre, no? Il corpo della madre, la cosa materna, è una non cosa, dice Lacan, col suo solito stile un po' aforismatico, dice: se il desiderio è il desiderio del ritorno alla cosa, alla chose, la chose è sempre un a chose, in italiano diciamo così, una a cosa. Oppure non cosa, nothing, giusto no? Nothing, non cosa. La cosa è una non cosa, cioè nessuno di noi può mai recuperare la cosa perduta. La cosa è sempre una chose, è un non cosa. Questo, se volete, è il carattere strutturale del lutto. Il lutto ha a che fare con la contingenza delle perdite, ma poi c'è una dimensione strutturale del lutto. Tutti noi che abitiamo il linguaggio, essendo il linguaggio una struttura di separazione dalla cosa, siamo nell'esperienza del lutto. Il linguaggio stesso è un'esperienza del lutto. Non solo perché possiamo parlare in quanto non abbiamo il seno in bocca. Abbiamo perduto il seno e la possibilità della parola ha come sfondo la perdita della cosa seno, come dicevamo ieri, ma perché la parola non può dire mai la cosa. È in rapporto alla cosa, ma non può mai dire la cosa. In questo senso, diciamo, l'esperienza del linguaggio istituisce l'esperienza della democrazia, cioè l'impossibilità che esista una lingua in grado di nominare la cosa. Mentre noi abbiamo una molteplicità di lingue che si producono sul vuoto della cosa, sulla non cosa. È il fondamento, ogni democrazia è un'esperienza di lutto. La democrazia stessa è un'esperienza collettiva di lutto, cioè non esiste la lingua unica, il pensiero unico, non esiste un solo modo di dire il mondo, e questo lutto è a fondamento della possibilità della parola. E tant'è che quando i regimi di ogni colore esigono di poter dire la cosa, bruciano i libri o esercitano la censura nelle forme più differenti. Anche nel nome della democrazia esercitano la censura. Ma l'esercizio della censura è sempre il rifiuto del lutto, cioè che ci possono essere visioni del mondo differenti. E la custodia della democrazia è la custodia dell'esperienza del lutto, cioè che non c'è possibilità di dire in modo assolutamente incontrovertibile la cosa. Questo genera appunto la molteplicità delle interpretazioni, il conflitto, se volete, delle interpretazioni, sullo sfondo della perdita della cosa. Ma tutti i regimi totalitari vorrebbero dire la cosa, istituire un libro dei libri, no? Il fondamentalismo islamico, per esempio, pone il Corano come la cosa. Nella nostra storia occidentale, le crociate pongono nella Bibbia la cosa, contraddicendo lo spirito appunto della Bibbia, ma lo stesso accade per tutte le ideologie totalitarie, che, ripeto, non a caso tutte si inaugurano attraverso il rogo dei libri, la messa all'indice dei libri e la riscrittura dei libri, come Orwell mostra, diciamo, in 1984. Allora, la nostalgia rimpianto non ha a che fare col resto, è un'illusione. Sartre lo diceva in modo più semplice: noi siamo viaggiatori con un biglietto quando va bene, perché a volte siamo senza biglietto, dice, con un biglietto di sola andata.
non c'è ritorno. Se volete anche Ulisse, che è una straordinaria figura del ritorno per certi versi, no? Levinas contrappone Ulisse ad Abramo, dicendo che in fondo nella figura di Ulisse vi sarebbe ancora l'illusione della ricostituzione della totalità e che Ulisse sarebbe una figura del circolo che si chiude col ritorno a Itaca, mentre Abramo sarebbe la figura della natura esodica dell'umano. E in realtà se uno legge l'Odissea sa che che Levinas è stato ingiusto con Ulisse, diciamo. Perché Ulisse, quando ritorna a Itaca, e quindi è chiaro che Ulisse è una figura, forse la figura della nostalgia rimpianto, no? Nutro solo un desiderio in questi giorni, è tornare a casa, vedere il mio ritorno. Ulisse, no? Quando contempla il mare lontano da casa, la spinta al ritorno caratterizza la figura di Ulisse, ma noi sappiamo anche che una volta che Ulisse ritorna a Itaca, ristabilisce la legge, può godere di Penelope, riabbracciare il figlio, il Dio gli impone immediatamente dopo un altro viaggio, cioè col remo sulla spalla a cercare un popolo che non conosce il sale, che non ha navi e che non conosce il mare. Di nuovo un viaggio impossibile. Non c'è ritorno. Ulisse non è una figura del ritorno, ma è la figura che mostra la dimensione impossibile del ritorno. Anche laddove il cerchio si chiude, il cerchio si riapre. E invece la nostalgia di cui io faccio riferimento per ricordare che il lavoro del lutto è interminabile, ma non come afflizione, ma come possibilità, come chance. È la nostalgia come gratitudine. Il rimpianto e la gratitudine sono due modi molto diversi di entrare in rapporto al passato. Il rimpianto entra in rapporto al passato con uno spirito di afflizione depressiva, la gratitudine entra in rapporto al passato attraverso un'esperienza di benedizione. Anche questo molto nicciano per certi versi, cioè benedico tutto ciò che è stato, perché tutto ciò che è stato vorrei riviverlo ancora come oggi. Come fosse oggi, il bene e il male, il cattivo e il buon incontro, la gioia e il dolore, la disperazione e la grazia. Dico sì a tutto ciò che è stato, perché tutto ciò che è stato ed è morto in me è me, continua a essere me. Benedico tutto ciò che è stato, sono grato all'amico come al nemico. Questa benedizione che istituisce la possibilità del riscatto del passato e del dire di sì, amen, a tutto ciò che è stato. Amen significa sì, una grande parola che vuol dire sì, sia benedetto tutto ciò che è stato. Sì, amen. Questa è la possibilità di trasformare in modo fecondo il resto. Anche tu che mi hai fatto soffrire, mi hai spaccato il cuore, mi hai ingannato, anche tu fai parte della mia vita, la mia vita è fatta di te. Amen. Amen. Finiamo.